Assessore Corazzari, etica, sport e attività scolastica. Come la Regione prosegue a incentivare questo trinomio? Lo sport è una grande palestra di vita, lo abbiamo fortemente voluto inserire nella nostra nuova legge dello sport che prevede appunto la carta etica dello sport, un decalogo di valori sottesi all'attività dello sport tesa a far sì che i ragazzi che fanno sport divengano non solo dei bravi sportivi rispettosi delle regole, solidali con i compagni, ma anche dei bravi cittadini di domani. Pensiamo che lo sport incarni perfettamente questa simbiosi, ovvero una palestra di vita. In questo senso noi facciamo diverse iniziative, diamo dei contributi a quelle società, associazioni sportive che fanno dei progetti che vadano in questa direzione, cerchiamo che tutto il mondo dello sport aderisca sottoscrivendo la nostra carta etica dei valori dello sport e questo è un po' il momento di sintesi, questo incontro che facciamo qua a Conegliano in cui insieme alla Mocco Volley premiamo i migliori lavori di un concorso a fumetti che vuole raccontare proprio gli articoli della Carta Etica dello Sport. Devo ringraziare tutte le nostre meravigliose atlete che dimostrano così di essere non solo delle grandissime campionesse ma anche delle grandissime persone per voler insegnare ai nostri ragazzi. Presidente Folador, quella di oggi è la prima collaborazione che l'UNPLI fa con il mondo della scuola? Assolutamente no, con la Regione abbiamo stretto una partnership ormai da tanti anni, abbiamo un'altra iniziativa che è sull'identità veneta, per cui sono ormai 10 anni che abbiamo questo concorso della Regione Veneto che gestiamo noi, che promuoviamo noi nelle scuole, su quelli che sono i valori del nostro territorio, dell'identità, della nostra storia e quindi le Proloco, perché l'UNPLI? Perché le Proloco sono vicine al territorio, sono nei paesi, vicino anche alle scuole e con la loro storia e i loro ricordi riescono ad entrare in contatto con i bambini, con i ragazzi e questa è una grande iniziativa che noi abbiamo con una partecipazione. Poi questo concorso è aperto anche alle comunità italiane dell'Istria, della Slovenia e della Croazia, quindi una cosa molto importante. E grazie a questo nostro impegno, lo scorso anno la Regione che ha approvato la Carta Etica dello Sport e vuole farla conoscere a tutti, soprattutto ai giovani che praticano lo sport ma non solo, e ha pensato a noi come partner ideale proprio per poter diffondere questo. E la scorsa edizione è stato un successo come lo è stato anche quest'anno perché noi andiamo nelle scuole, cerchiamo di coinvolgere innanzitutto i docenti ma poi anche i ragazzi nel fare questi lavori, in questo caso dei fumetti per raccontare quelli che sono i valori dello sport. Sindaco, oggi un teatro accademico gremito di scuole, quanto è importante scuola, amministrazione e sport? Sono dei connubi fondamentali perché sport, istruzione, scuola, parliamo del nostro futuro, di un futuro di ragazzi meravigliosi che si formano nello sport, nei valori dello sport, dell'amicizia, della lealtà e fare questo grande evento a Conegliano non può che farci piacere. Tra l'altro un territorio che è patrimonio dell'UNESCO dall'anno scorso e questi sono gli eventi che vogliamo ospitare perché dobbiamo avere, oltre a un grande territorio, anche una grande generazione di ragazzi che se ne prenderanno cura. Oggi una grandissima partecipazione delle scuole. Secondo lei a livello territoriale, visto anche la candidatura UNESCO e insomma il periodo storico che stiamo vivendo, quanto si può fare per incentivare iniziative di questo tipo di collaborazione tra scuole, UNPLI e Regione? Ma sicuramente sono connubi importanti, sono realtà che già singolarmente hanno una grande vivacità, un grandissimo valore. Se ci mettiamo tutti assieme, uniti, riusciremo a far emergere all'ennesima potenza quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio, che è un territorio ospitale, che è un territorio aperto, che guarda alle nuove generazioni, anche con un occhio etico importante, soprattutto per i più giovani.
Un appuntamento che arriva in concomitanza con la semifinale di Busto Arsizio, quindi che messaggio ha da dare alle ragazze e ai ragazzi in generale? Ma questo testimonia quanto ci tenevamo ad essere presenti, perché le ragazze sono appena salite in pullman per andare a Busto a giocare le finali di Coppa Italia. Il messaggio che diamo è quello che non dobbiamo pensare solo a noi stessi, ma dobbiamo pensare anche agli altri, e la nostra squadra deve essere condivisa da un territorio insieme, un territorio importante che ci ha permesso di giocare nella Serie A e di arrivare fino al Mondiale. Siamo in compagnia dei mitici Papu, una bellissima presenza qui a Conegliano. Cosa pensate di questo concorso che è stato organizzato e che oggi verrà premiato? Eticamente, parli eticamente, pensiamo che arrivare a Conegliano alle 8 di mattina è eticamente difficile, discutibile. Perché oggi è giorno di mercato e parcheggiare diventa un problema. Abbiamo dovuto siamo fermarci sportivi a tutti gli autogrill per strada da Pordenone fin qua per arrivare vivi. Ecco, comunque lo sport ci ha portato alla nostra età. Noi ci siamo conosciuti attraverso lo sport. Attraverso lo sport. Giocando quel famoso gioco, come si chiama, molto comune in Italia. Quello con la bala. Quello con la roba rotonda che rimbalza. Prima il pallone era esagoni, che devi tirare verso la rete, sì, devi parare, quella roba là. Insomma, ecco, siamo conosciuti, quindi sì, siamo molto attaccati allo sport. E leggendo prima la carta etica, pensavamo non servisse, invece no, mi veniva da dire, ma è la carta di tutti i giorni. Di tutti i giorni, non è solo dello anche sport. alle 8 di mattina. Sì. Quindi con piacere, insomma, leggetela, la trovate qua è facile, basta nel quotidiano del Piave, trovate la carta, leggetela tutti i giorni. Si vale nel Piave, destra, sinistra Piave, non è che tutto vale il solo Piave, da una parte, tutto. Anche sopra il Piave, dentro il Piave, anche bagnati, vale uguale. Sul ponte.